Lui è il giornalista Sandro Brandolisio, esperto come noto in tradizioni veneziane. La sua passione per la cucina è stata racchiusa nel suo ultimo libro, I Cicchetti. Pare dal francese da cichettare, da spezzettare, insomma. È lo stesso editore del libro a darcene un assaggio. Mangiavano quello che si trovava, soltanto per capirci, le lumache, le rane erano le uniche proteine che mangiavano sti poveri cristi, altrimenti per l'agra. Trovi di tutto, trovi praticamente che i piatti tipici di varie osterie che sono anche citate, ma appunto facciamo riferimento agli anni 50-60. Troviamo intanto il recupero di tutte le frattaglie che si mangiavano, rumegale, tanti non sanno neanche cosa che Cosa sono? l'esofago, a tettina, eisa, poi non so, si usava moltissimo il folpetto, conso, esso, intoccio, insomma, in tutte le varie combinazioni, ma fondamentalmente sono tutti piatti che avevano bisogno di un po' di manodopera ed erano soprattutto molto molto economici. Le cornie veneziane, molte delle quali decisamente afrodisiache. E stimolavano, perché di solito ci già aggiungevano un po' di peperoncino, insomma, un'ombra in più non te sta male. Ecco appunto le ombre, cioè il classico bicchiere di vino a cui si accompagnano i famosi cicchetti, specie durante gli immancabili tour dei bacari, almeno quando i piatti offerti erano quelli autentici. Oggi è fatica a trovarli, ti vendono il baccalà emulsionato in scatola e te lo vendono come baccalà autoctono, no? Ma c'è sempre la buona notizia. Ecco, in sti giorni si trovano i bovoetti, ecco, questi sono ancora veri e precotti.